Amici bellini, ho premuto rec. Vediamo quello che succede. Io non lo voglio fare sto video. Non lo voglio fare. Non lo posso proprio fare. Ma lo dobbiamo fare. Perché che si fa? Solo la maglia, non importa. Cominciamo. Allora, capita proprio a fagiolo l'amico Hurricane 072, un uragano. È un uragano totale quello che sta succedendo al Napoli. Se io vi chiedo un like, boh, come fate voi a dare? Io capisco queste notizie di mercato, rumors di mercato, affettano anche i video, perché uno sta come un pazzo. Cioè, il tifoso del Napoli come fa a mettere like su un video del genere? Ma voi siete bravi e capite che i like non vanno per la notizia in se stessa, altrimenti uno tutti non mi piace. Invece no, il like va per me, che vado a dormire ieri con la notizia praticamente quasi fatta di Ostigard al Napoli. Quindi uno ci ragiona e dice ok, lo dovevamo fare il quarto centrale, abbiamo avuto tutte le conferme da Giuntoli, sappiamo che insomma uno esce e l'altro entra, però il quarto centrale doveva essere a prescindere, perché non c'è più Manolas. Se tutti dicono al posto di Tuanzebe, ma Tuanzebe non è mai stato un giocatore del Napoli, e quindi doveva entrare. L'accelerata mi sapeva di logica conseguenza rispetto alla conferma dell'ulteriore prestito di Luperto all'Empoli. Quindi esce il centrale, il Napoli non punta su Costanzo come quarto centrale, e quindi si chiude questa casella e tu dici ok, tutto a posto, e vai a dormire con quella cosa e dire tutto a posto. Magari Koulibaly magari non accetta il rinnovone perché pensa, si guarda intorno eccetera eccetera, però questa sarà la difesa, almeno tu metti un punto fermo sulla difesa. Eppure notizia di pochi minuti fa, insomma, si stanno rincorrendo i tweet contro tweet, l'audio di Spad che molto spesso arriva si è bloccato un attimo, il computer non ce la fa, non resiste, come non resistiamo noi. Insomma, Spad, buon pomeriggio a tutti quanti voi amici miei. Purtroppo devo intervenire con un audio per la serietà della notizia. Ringrazio veramente tutte quante le mie fonti che mi hanno fatto dire questa grandissima esclusiva. KK non è più un giocatore del Napoli, Spad. E ovviamente si aspetta, Spad, calmati, no, fermati, perché poi c'è un altro audio che gli amici bellini abbonati, vabbè, si blocca tutto, e lo so perché il computer non ce la fa, non resiste. In un secondo audio, un po' triste per tutti quanti gli amici napoletani. Ringrazio anche tutti gli amici juventini che hanno sempre creduto alle mie parole. Ho cercato di riportare sempre tutto nei minimi particolari. Non era mio volere offendere nessuno quando lo escludevo dalla Juventus. Ramadani aveva accordo totale con la Juventus e la Juventus ci ha approvato. KK non è più un giocatore del Napoli. Abbiamo fatto, scusate, un po' di stima per me stesso, ma penso che stiate vivendo un calciomercato da autodidatta, come dico sempre, fuori dal normale. Sono addolorato, ma allo stesso tempo sapere di essere stato il primo in Italia a dare tale esclusiva mi riempie di orgoglio. Voglio ringraziare veramente le fonti che sono qui all'interno. Va bene. Grazie a tutti quanti voi. Allora, Spad, sì, si è commosso, ma giustamente, ma è giusto, perché le professionalità, il lavoro è importante anche togliersi delle soddisfazioni. Non lo so se Spad, insomma, è tifoso del Napoli, se ci sta male o meno, ma insomma è bollente anche il gruppo Telegram esclusivo per gli abbonati. Insomma, Fabio Versatile, sto leggendo il labiale di Fabio Versatile, non lo
Sì, quindi insomma ci troviamo di fronte a questa cosa qua. Si parla del Chelsea, si inseguono altre notizie. Ti pare che KK sia a Milano con il suo agente, pare che abbia detto a qualcuno, non si sa chi, insomma, che non ve lo posso confermare subito, ma insomma siamo lì a buon punto. Insomma, pare che ci sia questa trattativa con il Chelsea molto molto avviata verso la famosa fumata bianca, perché tutti poi parlano di fumate bianche, in questo caso è nefasta per noi. Perché io mi rendo conto, noi dobbiamo prendere le parole di Giuntoli, che a me erano piaciute per chiarezza. Poi è chiaro, per completezza dobbiamo anche dire che certe frasi vanno interpretate, perché se tu dici quello è incedibile, è chiaro, il tifoso napoletano che non vuole leggere tra le righe dici quello ha detto che è incedibile, non se ne va, arriva l'offerta di 100 milioni, non se ne va. Però il tifoso napoletano è intelligente e sa che di fronte a un'offerta per un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo e che ha 31-32 anni, per una squadra che ha deciso a tavolino, Chiavelli probabilmente in testa, che bisogna abbassare perché il fatturato non cresce, e se il fatturato non cresce e non hai la certezza di andare in Champions League, certezza che avevi prima quando te la gestivi tu e la Juve, quando sono tornate le due milanesi, altri 2 posti, perché le milanesi si sono organizzate bene, altri 2 posti sono occupati e resta un posto per il Napoli per andare in Champions League e per avere quei soldi del fatturato che ti mantengono in piedi con una squadra importante. Quando la Roma si organizza, quando l'Atalanta è una variabile impazzita perché è in caduta libera ma potrebbe risalire, e c'è invece in risalita la Fiorentina, il Napoli si deve guardare da queste squadre qua, tra le romane, la Lazio, la Roma, l'Atalanta e la Fiorentina. Spalletti è stato chiaro, sono 8 le squadre che vogliono, che ambiscono a quei 4 posti importanti, e se, io questo ve l'ho detto parecchi video fa, se il Napoli non ha la certezza di poter entrare lì perché la concorrenza è importante, ti capita la stagione buona come quella dell'anno scorso, ti può capitare quella sfortunata come quelli di 2 anni fa. Se tu non hai la certezza devi abbassare in modo tale che sia sostenibile il sistema Napoli, l'azienda Napoli, anche in mancanza di quei 40-50 milioni. Questo significa abbassare assai gli ingaggi generali, e tu sai che se arrivi quinto un anno, se arrivi sesto, se magari la stagione è negativissima e arrivi decimo, oppure se arrivi terzo, non cambia niente perché tu puoi gestire tutto. E si sono resi conto che evidentemente alzare gli ingaggi di alcuni giocatori che comunque non sono stati decisivi per farti vincere nello scudetto, né in Europa, eccetera eccetera, avranno detto evidentemente abbassiamo costi quel che costi, abbassiamo tutto. Ora però, io capisco il galleggiare, capisco tutto, però ci ritroviamo di fronte a un'annata particolare dove tu perdi Insigne, e va bene, e quindi perdi un capitano, perdi un simbolo, si blocca, sarà difficile fare le live se si blocca così, devo comprare un altro televisore. Se perdi Insigne e poi ancora Mertens, noi vogliamo stare con la cosa così, ragazzi, non è più una questione di soldi, e secondo me questo è importante da stabilire, e se effettivamente il Napoli ci fa sapere cosa nuova che noi abbiamo apprezzato, questa è l'offerta che abbiamo fatto, offerte irrinunciabili, quasi irrinunciabili, è come se alla fine già sapessero, probabilmente K2 ha già deciso di andarsi a fare un'esperienza dove magari può puntare a vincere qualcosa di importante, che possa essere la Premier oppure qualcosa in Europa, e noi vi facciamo sapere, facciamo le offerte irrinunciabili. Evidentemente sono rinunciabili, perché tu puoi anche confermare quello che prendi. Non lo so se al Chelsea prenderà 6, prenderà 7, prenderà 8, può prendere anche 5, ma Koulibaly può stare anche bene prendere 5, riprendere magari i suoi diritti d'immagine, questo poi a margine, prendere anche di meno, però stare in una società dove è contornato di campioni e può fare delle cose così. Quindi veramente il vil denaro non è il punto chiave, secondo me, di queste trattative. E il punto chiave è la possibilità di vincere, avere la possibilità di qualcosa, di uno scatto in avanti, anche e soprattutto per questi giocatori che sono agli ultimi anni, insomma, della loro carriera, e quindi qualche sfizio se lo devono pure togliere. Riflettevo sul fatto che Kvicha Kvaratskhelia, anche lui è un KK, quindi ci resterà un KK,
e speriamo seriamente che il buon Zizio possa esplodere subito e possa rappresentare un nuovo idolo anche per i tifosi, perché noi abbiamo bisogno di idoli, abbiamo bisogno anche di personaggi, abbiamo bisogno di leadership, abbiamo bisogno di capitani. Ora, in questi giorni abbiamo sentito la contropolemica della gente di Politano che dice come si permette Spalletti, cioè praticamente è lo scatafascio totale, cioè siamo veramente in una problematica dove non sappiamo. Il Napoli sicuramente dovrà sostituire Koulibaly, non possiamo rimanere con Juan Jesus, Rachmani e Ostigard, se Ostigard è confermato, dovrà entrarne uno che dovrà essere un titolare, quindi si rifarà il nome di Senesi, si rifarà il nome di Kim del Fenerbahce, si parlerà di Bremer, di Milenkovic, qualcuno di questa stazza, e si deve sostituire sicuramente. Però perdi un altro insieme a Mertens, insieme a Insigne, insieme a Ospina, che conosce l'ambiente e che gestisce lo spogliatoio. Nello spogliatoio sono rimasti di leadership Mario Rui, Zielinski per anzianità, ma non so se Zielinski alza la voce con i compagni e si fa sentire nei momenti di difficoltà, non credo Meret. Di Lorenzo è un altro che può aspirare alla fascia magari l'anno prossimo, non so se già subito. Juan Jesus, per quanto sia arrivato solo l'anno scorso, mi sembra uno di quelli che può essere un leader, diventa un leader nuovo, novello. E poi a centrocampo non credo che Aguissà, non credo che Fabian, non credo Demme, non credo neanche Lobotka, sinceramente da leadership. Elmas è molto giovane, Kvaratskhelia, Oliveira, Unas, Petagna, Osimhen, e se manca Mertens, ragazzi, non so a chi affidare le chiavi dello spogliatoio, veramente non so a chi affidare le chiavi dello spogliatoio. E adesso tutti quanti parlano, abbiamo risparmiato, mi stanno arrivando centinaia di messaggi, abbiamo risparmiato tutti questi ingaggi, così ci possiamo permettere Dybala. Io credo che se la volontà è quella di mantenere gli ingaggi bassissimi con la paura, il pessimismo che il Napoli deve avere, vuoi vedere che non andiamo in Champions perché ci siamo indeboliti, se perdi Ospina, Mertens, Insigne, eccetera, eccetera, possiamo anche non andare in Champions, e quindi non c'è la volontà di quello che risparmi di reinvestirlo in Dybala. Teniamo però sempre anche presente che esce un difensore, non è che metti una seconda punta, non funziona proprio così, questi soldi li devi reinvestire anche per un difensore. Io vi dico anche che Dybala potrebbe anche non funzionare se Dybala decidesse di venire a Napoli, fare Juventus, Palermo, Juventus, Napoli, mi risulta strano, ma magari si guarda intorno e dice l'Inter non mi offre niente, il Milan non mi offre niente, magari posso giocarmi la Champions, ma veramente la vedo difficile che Dybala possa accettare. Non so se Spalletti ha intenzione di cambiare modulo o comunque di utilizzarlo sotto punta da attaccante vicino ad Osimhen, di utilizzarlo esterno. Io lo vedo uno che marca molto di meno di Mertens, Dybala, e quindi non so se ha intenzione di utilizzarlo, non so se Dybala vuole venire e non so nemmeno se il Napoli vuole comprarlo. E se il Napoli decidesse di cambiare tutta la narrativa, e quindi Giuntoli ci ha detto una bugia, che il Napoli non ha mai guardato Dybala e lo ritiene fuori portata per noi, se il Napoli decidesse, per fare il colpo, per aprire la campagna abbonamenti, per magari presentare le magliette con un nome che infiamma la piazza, io vi dico la verità, non so nemmeno se questo Dybala funzionerebbe a Napoli, non lo so assolutamente, perché è un giocatore che molto spesso ti viene meno durante la stagione con qualche infortunio di troppo. Tutti hanno dei dubbi e secondo me le squadre per questo non gli stanno offrendo dei contratti importanti da svincolato, perché hanno dei dubbi per quel lungo periodo di Covid che ha avuto. Si parla dello stesso coach dell'Argentina che non si fida di farlo giocare 90 minuti sempre. Quindi secondo me è un'operazione molto rischiosa quella di Dybala, e il Napoli dovrebbe trovare un altro profilo, oltre a un vice Osimhen importante, oltre ad un difensore, dovrebbe trovare un altro profilo che possa infiammare la piazza, e non vi so dire quale possa essere. Sto semplicemente registrando che rispetto alle parole di Giuntoli, che uno ci vuole credere e altri non ci vogliono credere perché insistono, no, Giuntoli ha detto una bugia perché il Napoli continua a chiedere così, io vedo che i giornalisti vanno per la loro strada, decidono una cosa e nell'arco di un'ora tu vai a leggere le notizie, filtra ottimismo, è fatta per l'addio, proprio contemporaneamente. Di conseguenza, ragazzi, noi aspettiamo le ufficialità, speriamo che ADL abbia le idee chiare e speriamo di non dover assistere a una contestazione poi crescente, perché se perdi Koulibaly
dopo che quasi ti eri fatto l'abitudine ad aver perso anche Insigne e anche Mertens, se perdi anche Koulibaly dopo che hai sentito l'offerta eccetera eccetera, io credo che possiamo aspettarci una stagione difficile. Non so se sul campo, perché magari i sostituti possono fare anche meglio di quelli che se ne vanno, però a livello di contestazione, di ambiente della piazza, che comunque è scontenta nonostante il terzo posto, nonostante i risultati sportivi, diventa un po' complicata. Si sta palesando un'annata complicatuccia. Da New York, Valerio Fluido per ora è tutto, ma aspettiamo novità. Voi fatemi sapere, l'azzurro è fluido e la papera non galleggia. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.